La Chiesa deve dare speranza. Lo ha detto nel corso di un convegno nazionale che si è tenuto a Roma l'arcivescovo di Agrigento cardinale Francesco Montenegro. Don Franco è intervenuto nella qualità di presidente della Caritas italiana. La fede, ha aggiunto il cardinale arcivescovo della città dei Templi, non toglie il buio della galleria, ma ti permette di camminare al buio nella galleria. Uno sguardo che cambia la realtà, questo è il titolo del convegno durante il quale l'arcivescovo di Agrigento ha parlato della Chiesa che deve trovarsi sempre pronta per accogliere e aiutare chi soffre ed ha bisogno di aiuto. Quando alla nostra porta bussa la sofferenza, ha detto Don Franco Montenegro, dobbiamo essere capaci di guardarla in faccia e di affrontarla. Dove c'è un uomo che soffre, la Chiesa non può mancare. La Chiesa, ha concluso il presidente della Caritas e arcivescovo di Agrigento, deve dare speranza a chi crede che la propria vita sia diventata inutile. Il discorso della sofferenza è duro, ha concluso Don Franco Montenegro. Gli agrigentini conoscono bene il loro arcivescovo e sanno con quanto impegno egli affronti da sempre i problemi legati alla sofferenza, identificata anche con chi arriva da lontano, strappato a situazioni drammatiche. È il caso degli immigrati che hanno scelto le coste della provincia e trovato nella Chiesa guidata da Don Franco Montenegro sostegno e aiuto concreto.